Buon pomeriggio, ben ritrovati a Succede alle 31, le dirette di Eraldo che stanno andando verso la loro conclusione, almeno per questa prima parte, poi dopo la pausa estiva riprenderemo a settembre. Oggi abbiamo un appuntamento molto speciale, ma prima di presentare il nostro ospite chiederei a Francesco Barana di raggiungermi qui in diretta. Ciao Francesco. Ciao Ernesto, ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. Oggi abbiamo sicuramente un appuntamento anche un po' particolare perché la politica fino a questo momento l'abbiamo raccontata, magari attraverso le tue interviste a qualche giornalista di rilievo nazionale, ma non abbiamo mai avuto veramente ospiti politici. Rompiamo questa tradizione con Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto. Buon pomeriggio Arturo. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, bentrovati. Grazie Arturo di nuovo per essere qui con noi. Arturo Lorenzoni, il Veneto che vogliamo, una coalizione di centrosinistra che sfiderà Zaia alle prossime regionali. Arturo, innanzitutto la prima domanda, visti anche i sondaggi che di solito danno Zaia per grande vincitore ancora prima di combattere questa battaglia, verrebbe da fargliela dicendo ma chi gliel'ha fatto fare? Ma io non sono un politico di professione. 3 anni fa ho iniziato, diciamo così, un impegno a livello comunale per portare un'offerta diversa alla politica, basata sulla condivisione di contenuti. E si è creata l'occasione per portare questa esperienza anche su scala regionale, e quindi chi me l'ha fatto fare? L'idea che ci possa essere una politica più vicina alle persone e meno mirata al consenso politico in senso stretto, ma più mirata ad una progettualità, ad una condivisione di contenuti. È iniziata un po' così questa esperienza lo scorso anno, proponendo alle varie civiche presenti nel Veneto di condividere un percorso, e la cosa poi è andata avanti fino a che appunto mi sono trovato candidato alla presidenza, ruolo che tengo volentieri perché ritengo che la mia figura possa fare da collante tra mondi diversi e quindi rappresentare un'opportunità per il mondo democratico del Veneto che diciamo così, cerca nuovi elementi di unione e una nuova progettualità fortemente indirizzata a dei contenuti legati all'ambiente, legati alla qualità della vita delle persone. Francesco? No, ecco, sicuramente insomma lei ha insomma il suo sfidante è Zaia, che diciamo in questi mesi per l'opinione pubblica, anche non solo veneta, ha assunto un po' il ruolo di protagonista, no? Per la gestione dell'emergenza Covid. Zaia diciamo era già forte prima, no? Già quando si ragionava a gennaio di regionali in ottica di maggio, quando si sarebbe dovuti votare, insomma Zaia era già dato forte, insomma anche 5 anni fa, i voti che ha preso, insomma ci ricordiamo. In questi mesi chiaramente ha avuto una mediaticità importante, il Covid gli ha dato anche la possibilità indirettamente insomma di essere visibile ogni giorno, punti stampa, conferenze stampa seguitissime, insomma se già era difficile prima, oggi di fatto sembra impossibile. Secondo lei appunto, visto che ha accettato la sfida, come pensa di fare? Ecco, magari chi non gliel'ha fatto fare, ma come pensa di fare quantomeno? Ma è verissimo che Luca Zaia oggi gode di un grande consenso legato alla sua capacità comunicativa, alla sua presenza mediatica che è forte. Però è anche vero che 3 mesi fa il mondo era diverso e non sappiamo come sarà tra 3 mesi. Per cui io penso che si debba preparare per una proposta alternativa. In realtà a me, quando anche gli amici rivolgono questa domanda, viene da rispondere con un'ulteriore domanda. Vero, ha un forte consenso, ma cosa resterà di questi 10 anni di presidenza della Regione del Veneto di Luca Zaia? Cioè, cosa ha fatto in questi 10 anni Luca Zaia per cui valga la pena di dargli fiducia per ulteriori 5 anni? Io faccio veramente fatica a trovare degli elementi di forza in questa amministrazione che indubbiamente gestisce l'ordinario in modo ordinato, ma ha bisogno di questo il Veneto? O ha bisogno di una progettualità forte?
Stiamo entrando in un periodo di fortissima concorrenza a livello economico, a livello sociale, e dobbiamo spingere la nostra regione ad essere competitiva con le altre regioni europee e abbiamo bisogno di una marcia diversa, non basta gestire l'ordinario. E quindi io credo che ci siano dei mondi presenti nella nostra regione fortissimi che sono un po' ai margini, che non sono valorizzati quanto dovrebbero. Penso al mondo della conoscenza, penso al mondo dell'innovazione, penso al mondo del sociale, che sono veramente delle straordinarie presenze in regione, ma che non lavorano in squadra e dobbiamo iniziare a farle lavorare in squadra. Faccio un esempio per capirci. Voi siete di Verona, io sono di Padova. Fiera di Padova e Fiera di Verona sono sempre state giocate come concorrenti. Ma dove andiamo se non riusciamo a fare il sistema e a proporci all'esterno come un sistema che lavora insieme? Nel campo degli aeroporti, nel campo delle fiere, nel campo dei servizi pubblici. In questi giorni stiamo vivendo io lo chiamo un assedio da parte di A2A e di ERA su AGSM e AIM. Dov'è la presenza, la regia interna del nostro territorio? Ecco, io questo auspico che si riesca ad avere e io credo di poter portare una cultura per questo ruolo che la politica regionale deve riprendere, perché da troppo tempo l'ha lasciato in secondo piano. Arturo, presentiamo intanto la coalizione che la sosterrà in questa sfida e poi fra l'altro lei parlava di porte aperte recentemente, riferendosi in particolare a calendiani e renziani che insomma qualora aderissero alla sua iniziativa sarebbero comunque un bel impegno anche da tenere a bada, fra virgolette. È sempre un impegno tenere a bada i politici di professione perché insomma hanno sempre strumenti importanti. No, a parte gli scherzi. La coalizione in questo momento vede sicuramente il Partito Democratico, che è la forza organizzata più strutturata, e il Veneto che vogliamo, che rappresenta una rete di liste civiche su scala regionale, insieme con anche delle forze politiche organizzate del mondo della sinistra democratica. Quindi questi due sono le forze, diciamo così, presenti da subito. C'è una terza forza organizzata che è la forza dei Verdi europei, che portano una sensibilità forte sulle tematiche ambientali e che rappresentano, credo, un'esperienza interessante, perché è questo movimento nuovo dei Verdi a livello europeo che sta interpretando in maniera, secondo me, interessante l'ambientalismo, orientato alla progettualità più che all'ambientalismo, diciamo così, degli anni 90, che aveva dei presupposti leggermente diversi. C'è una quarta forza che è legata a Simonetta Rubinato, con cui stiamo dialogando, con cui stiamo finalizzando, diciamo così, un accordo per tenere le tematiche dell'autonomia presenti, fortemente presenti nella proposta che andiamo a fare ai cittadini del Veneto, e io mi auguro che già nei prossimi giorni con Simonetta si possa trovare un accordo definitivo. Poi ci sono appunto altre forze con cui il dialogo è aperto, c'è più Europa, ci sono i socialisti, ci sono il mondo dei calendiani, che io mi auguro che troveranno una collocazione, diciamo così, soddisfacente all'interno della nostra coalizione. Il dialogo, come dicevate giustamente, rimane aperto anche con i renziani, con cui devo dire c'è stata un po' più di difficoltà nel trovare una condivisione sui temi programmatici, e io non chiudo la porta nemmeno ai 5 Stelle, perché se volessero, diciamo così, appoggiare la mia candidatura, non vedo degli ostacoli, diciamo così, insormontabili nei temi da portare al centro dell'agenda regionale. Poi è chiaro che ogni gruppo che ha una presenza su scala nazionale deve fare i conti anche con gli equilibri su scala nazionale, per cui intervengono anche degli elementi diversi. Però io credo che la proposta su cui stiamo lavorando sia una proposta veramente che può essere di interesse per uno spettro ampio di forze politiche. Ecco, Lorenzoni prima ci ha accennato, ha fatto un mezzo accenno alla questione AGSM A2A, ma senza entrare nel dettaglio di questa questione, però questa questione ci conduce a un altro macro tema che forse anche lei stesso ha accennato, quella è la mancanza di fare il sistema, no? Di fare sinergia nel Veneto. Chiaramente la questione AGSM è emblematica, perché
proprio le pedine sono AGSM, AIM, Vicenza da una parte, che si dovrebbero unire per poi cercare magari altri interlocutori, e invece AGSM sta andando soprattutto, prima di chiudere con AIM Vicenza, va già a voler chiudere con Milano, insomma. Però è diciamo la cosa che mi fa riflettere è che lei, sindaco, vice sindaco, insomma, di area centrosinistra, in un comune che tra i grossi centri del Veneto è l'unico in mano a centrosinistra, perché penso che Venezia è in mano a Brugnaro, penso che Vicenza, insomma, è il centrodestra, Verona stessa, Treviso anche. È possibile che appunto allora tutti questi comuni che sono del centrodestra, poi c'è questa problematica della mancanza di fare sistema, perché chiaramente da anni abbiamo un Veneto che c'è la parte orientale, no? Quindi Venezia, Treviso, Padova, che forse va un po' per conto suo nella ottica di Zaia, e Verona che è sempre rimasta un po' defilata e quasi lombardo-centrica. È possibile che l'unico personaggio che accenna a questo problema, fatalità, è di un comune che è isolato in Veneto, perché è l'unico comune importante di centrosinistra, cioè non c'è quasi una contraddizione in questo. È possibile che sono tutti della Lega o di Forza Italia ma non facciano sistema, e arriva quello del PD che dice facciamo un sistema? Ma io credo che più che le appartenenze politiche, qui sta un po' la cultura personale delle persone nel vedere le opportunità. Io penso che la Lega abbia giocato un po' anche su questa contrapposizione tra i diversi mondi. Ha citato AGSM e AIM, abbiamo citato le fiere, ma possiamo citare gli interporti. L'interporto di Padova e l'interporto di Verona sono concorrenti. E sono due realtà che in realtà, secondo me, dovrebbero essere spinte a collaborare, insieme anche al porto di Venezia, per una logistica veramente di dimensione europea. Abbiamo un territorio in cui la presenza delle imprese è distribuita, non abbiamo dei poli forti a livello locale. Ma perché la politica non ha mai lavorato nel far dialogare queste realtà? Secondo me questo è proprio un retaggio molto molto vecchio, ma che dobbiamo superare assolutamente. Io non credo che i servizi in Veneto possano avere la qualità necessaria per sostenere la nostra economia senza una forte presenza industriale. A me dispiace che questa forte presenza industriale non possa essere creata internamente, perché le risorse le abbiamo. AIM e AGSM, anche con altre utility del territorio veneto, potrebbero benissimo, secondo me, avere la forza industriale per raggiungere quelle dimensioni che sono indispensabili oggi per sopravvivere nel mondo dei servizi, ma senza chiedere aiuto a qualcuno che dall'esterno rompa quell'impasse che dura da decenni. Invece purtroppo in questo caso, ma come in tanti altri casi, in cui è un operatore esterno che rompe quel campanilismo un po' eccessivo, secondo me, in cui il concorrente di Padova è Verona. Il concorrente di Padova non è Verona, il concorrente di Padova è Monaco, è Barcellona, è qualcuno che ha un sistema economico diverso. Dobbiamo lavorare su una dimensione che sia, non dico regionale, ma almeno regionale. Quando invece si enfatizzano le differenze tra appunto Padova, Verona, Treviso, devo dire il mondo confindustriale sta superando questa logica, con delle aggregazioni Venezia, Rovigo, Padova, Treviso, e io mi auguro che cresca ancora, perché è un sistema che deve lavorare, ma è una cultura che dobbiamo portare. Poi che questa cultura l'abbia più il centro-sinistra, il centro-destra, non lo so, lo vedremo. Indubbiamente io mi sento di interpretare una linea in cui le aggregazioni, con una logica proprio di tipo industriale, servono per rendere competitivo il territorio. Per cui ecco, io lo vedo veramente la necessità di lavorare in questa direzione. Arturo, lei quando ha presentato il logo ha parlato di alcuni settori in cui il Veneto andava rimesso un po' al centro, no? Vabbè, l'economia ne stiamo già parlando, il terzo settore e anche la cultura. Nella stessa occasione ha parlato di ambiente, sanità pubblica, innovazione per le imprese, solidarietà. Ecco, andiamo un po' per punti, partiamo dall'economia, insomma ne stavamo già parlando adesso. Quali sono i punti principali su cui voi intendete fondare la vostra proposta? Ma io credo che
la tessitura su cui si basa un po' l'economia della nostra regione è una tessitura molto particolare. Un po' per la nostra storia, un po' per una serie di fattori, c'è una presenza di impresa che è straordinariamente capillare, piccola magari, media, in qualche caso grande, ma estremamente distribuita su tutto il territorio. Questa caratteristica io credo che vada salvaguardata e quindi bisogna lavorare perché queste imprese crescano nel territorio del Veneto e rimangano. Io credo che una debolezza di questi anni sia stata quella che abbiamo avuto imprenditori straordinari che arrivati ad un certo punto hanno ceduto l'azienda a gruppi soprattutto esteri. Comprensibilmente dal punto di vista dell'imprenditore, ma non dal punto di vista del sistema. Cito alcuni settori che mi sono familiari: il distretto del Freddo, che c'è tra il sud della provincia di Verona e parte della provincia di Padova, in cui devo dire è il primo distretto del freddo al mondo. Penso che non ci sia un altro posto al mondo dove ci sono aziende con questo livello di qualità, questa capacità di produrre prodotti di altissimo livello. Bene, moltissime di queste aziende oggi sono americane e cinesi. Per carità, voglio dire, viviamo in un mondo globale, ma perché quell'imprenditore che cercava una spalla dal punto di vista finanziario piuttosto che dal punto di vista dell'integrazione dei mercati non ha trovato un partner all'interno dell'area, creando un polo realmente forte? Perché un po' alla volta tutte queste aziende ci vengono in qualche maniera sottratte dal punto di vista del legame con il territorio. Lo dico da universitario. Tutta l'attività di ricerca che noi abbiamo fatto con queste aziende un po' alla volta viene meno quando la proprietà è negli Stati Uniti piuttosto che in Cina, ed è un impoverimento del territorio. Allora noi dobbiamo lavorare perché tutto questo mondo industriale sia legato al suo territorio, e questo lo si fa con un paziente lavoro di tessitura che io credo spetti proprio alla politica, e questo è quello che ci proponiamo di fare, di dialogare con pazienza, con fiducia, perché l'imprenditore possa trovare un supporto localmente. Quindi questa è la prospettiva dell'economia che io ritengo sia indispensabile per la nostra regione, andando poi a coniugare quegli aspetti di innovazione su cui bisogna dire il Veneto è forte, anche perché ha una offerta di tipo culturale. Penso ai poli universitari del Veneto, che sono tra i primi in Europa, che mettono a disposizione del sistema industriale tutta una serie di conoscenze che non si trovano dovunque. Guardate che nel campo della medicina, piuttosto che nel campo dell'ingegneria, qui sono un po' interessato, ma lo dico con orgoglio, ma come nel campo dell'economia, ci sono delle competenze che sono abbastanza uniche. Ecco, un territorio che abbia una ricettività imprenditoriale forte come quella che abbiamo nel Veneto e una produzione culturale altrettanto forte è un qualcosa di abbastanza unico, ma dobbiamo avere gli strumenti culturali per far dialogare questi due mondi, se no l'impresa va per i fatti suoi e un po' alla volta perde legame con il territorio, e la conoscenza rimane nella torre d'avorio, bellissima, ma avevamo bisogno di un virus per accorgersi che i medici più forti a livello mondiale sono nella nostra regione. Ecco, Lorenzoni, tornando a un tema più politico, più politicante, se mi permette forse, però insomma in questi giorni, anzi ieri, abbiamo visto che il centrodestra ha raggiunto l'accordo in tutte le regioni a livello nazionale, no? Cioè, stando sul Veneto, per qualche mese si è vociferato più o meno ad alta voce o a bassa voce, non lo so, però che la Lega e Zaia potessero andare da soli. In realtà poi hanno stretto l'accordo. Insomma, è il solito centrodestra, dico, che litiga o finge di litigare quantomeno, e poi alla prova dei fatti si unisce, no? E invece dall'altra parte, visto che prima si accennava a Calenda, Renzi, a un centro-sinistra largo anche in Veneto, invece il centro-sinistra ha questa malattia, direi endemica e insomma anche un po' storica, di dividersi, no? Come mai? Cioè, alla fine il centrodestra trova sintesi e il centrosinistra invece è sempre qua a dividersi? Questa è una bella domanda. Secondo me è legato anche proprio al sistema valoriale dei due mondi. Il mondo progressista è un mondo meno gerarchico,
in cui il sistema valoriale è più diversificato. Penso ai temi dell'ambiente che sono declinati da alcuni, ai temi della promozione sociale che sono declinati da altri, ai temi dell'innovazione che sono declinati da altri, sempre nel mondo del, diciamo così, del mondo progressista, ma con delle sfumature diverse. Il mondo del centrodestra ha sicuramente un'organizzazione più gerarchica, e quindi alla fine le decisioni vengono prese in maniera più concentrata. Quindi non mi sorprende che la decisione anche in Veneto sia quella di andare compatti, anche se questo, mi rendo conto, può non piacere fino in fondo a Luca Zaia, che probabilmente auspicava un'affermazione sua personale forte, anche senza gli alleati di area, che lui si propone di avere. E io mi auguro che comunque non riesca a raggiungere questo obiettivo, ma in ogni caso, ecco, io credo che abbia dovuto fare un passo indietro rispetto ad un programma che poteva avere qualche settimana o un mese fa, di potersi affermare come leader autonomo rispetto alle altre forze del centro. Lorenzoni, i maligni dicono che è stato un po' un intervento a gamba tesa di Salvini, che dice forse Zaia che vince da solo è troppo forte, poi lo soffro. È così secondo lei? Ma io non ho le conoscenze sufficienti per entrare all'interno delle dinamiche del partito della Lega. Indubbiamente quello che percepisco io è che comunque ci sia un'ambivalenza tra i due leader, che è un'ambivalenza forte, perché è innegabile che ci siano delle divergenze di visione che poi appunto vengono ricomposte all'interno di un'organizzazione gerarchica. Però quando un vicolo stringe, prima o poi si fa sentire, quindi vedremo se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo vincolo inizierà a fare male a qualcuno oppure no. Però è un vincolo che sembra in apparenza solo un nodo politicante, in realtà poi porta a un nodo vero, che è quello dell'autonomia. Cioè, mi spiego, perché già quando c'è stato il governo giallo-verde, no, 5 Stelle Lega, si vedeva Zaia che voleva a tutti i costi l'autonomia, o almeno diceva di volerla, e Salvini che nicchiava e quasi utilizzava i 5 Stelle come capro espiatorio dell'immobilismo. Oggi il fatto che la Lega faccia l'accordo con Fratelli d'Italia in particolare, che è un partito che in maniera molto onesta e trasparente ha sempre detto di essere contraria all'autonomia, e in questo diciamo, questa problematica, autonomia sì, autonomia no, all'interno del centrodestra, le chiedo come si piazza, come si posiziona il PD, perché comunque non è che la sinistra abbia comunque una storia autonomista. Ecco, quindi voi siete pronti in campagna elettorale, e nel caso dovesse vincere lei, Lorenzoni, a portare in alto la bandiera dell'autonomia, o è un tema che lasciamo a Zaia, anche un tema abbastanza azzoppato poi dalla presenza dei nazionalisti in coalizione, i nazionalisti della destra, insomma? Il tema dell'autonomia è un tema centrale, ma io ritengo che alla fine sia uno dei veri fallimenti di Luca Zaia, perché ce ne sta parlando da 20 anni. Prima era addirittura la secessione, poi l'indipendenza, poi insomma un po' alla volta il concetto si è diciamo così, reso più digeribile alla luce della nostra Costituzione. Però di fatto il risultato concreto ottenuto, al di là di parole altisonanti, è veramente uno straordinario zero. Io sono convinto che all'interno della Lega questo tema, avendo anche tolto tra l'altro la definizione Nord, no? È diventata Lega tout court, sia un tema estremamente critico. Però al di là di quelle che sono le dinamiche interne al partito della Lega, io credo che il tema dell'autonomia sia un tema centrale invece, perché interpretando il concetto non tanto come diciamo rivendicazioni territoriali, che credo lasciano il tempo che trovano, ma come riorganizzazione dello Stato alla luce di un federalismo e di una efficienza organizzativa maggiore, credo che sia un tema centrale. Cioè dobbiamo trovare una configurazione in cui diversi livelli amministrativi riescano a dialogare in maniera positiva e di valore per i territori. Le faccio un esempio: al di là di queste grandi così definizioni e di queste grandi bandiere mediatiche che fa Luca Zaia,
noi come amministratori locali non siamo mai interpellati dalla regione nel cercare delle soluzioni che rispettino l'autonomia delle singole amministrazioni. Le faccio un esempio sui trasporti di cui ho delega. Lì la regione non è che dialoghi molto con noi amministratori locali, invece è proprio uno dei casi in cui un dialogo tra diversi livelli amministrativi riesce a consentire di raggiungere delle organizzazioni territoriali molto più di valore per i cittadini. Ecco, per cui al di là delle espressioni, io credo che manchi un po' questo modo di far partecipare i singoli territori per valorizzarli. Se penso ad Azienda Zero, per esempio nel campo della sanità, che va nella direzione di una fortissima integrazione a livello regionale, ecco, vedo un'organizzazione centralistica, veneta e non romana, ma comunque come impostazione rimane questa idea di centralismo. Andando invece a penalizzare quell'approccio di medicina del territorio, che invece credo sia estremamente importante per valorizzare tutti i territori. Per cui ecco, ci sono delle aree intere del Veneto dove non ci sono i medici e dove gli ospedali chiudono i reparti piuttosto che appunto non ci sono pediatri in delle aree molto grandi della nostra regione. Ecco, questo per dire come l'autonomia è un tema centrale, ma è un tema che dobbiamo sviluppare con un'attenzione reale ai territori e non alle enunciazioni per se stesse, perché se no veramente è un concetto che rimane non ben definito, e la prova è che appunto in 20 anni non si è portato a casa nulla, proprio perché secondo me le idee non sono del tutto chiare. Lorenzoni, lei è padre di 3 figli, prima lei fra l'altro accennava anche alle eccellenze universitarie del Veneto che negli ultimi anni purtroppo ha ricominciato ad esportare giovani. Ecco, in questo senso che cosa si propone di fare per i giovani veneti? Perché comunque le esigenze di trovare una vita adeguata alle proprie aspettative sono esigenze oggi indubbiamente complicate da trovare anche in una regione importante, ricca e sicuramente dinamica come la nostra. Lei mette un po' il dito nella piaga, perché questo fatto che i nostri giovani formati vadano più volentieri a lavorare altrove che non nel Veneto è una delle debolezze del nostro territorio che credo vadano affrontate con tempestività. Come? Beh, io credo che le nostre aziende vadano premiate se danno lavoro ai nostri laureati. Ci sono diversi modi, diciamo così, dal contributo a livello fiscale a dei premi veri e propri che possono essere dati alle aziende se trattengono. Io devo dire, ne ho parlato anche con rappresentanti del governo che hanno inserito nella finanziaria di quest'anno la defiscalizzazione di tutti gli oneri contributivi per i laureati con 110 che rimangono a lavorare in Italia. Ne avevo parlato con il ministro Costa e mi ha immediatamente dato una risposta nella finanziaria. Ecco, io credo che anche a livello regionale dobbiamo mettere in atto delle misure di questo tipo, che sono necessarie ma non sufficienti, nel senso che un giovane oggi cerca sì la remunerazione, ma cerca anche un ambiente che sia accogliente. Per cui secondo me dobbiamo lavorare anche per creare degli spazi di lavoro che siano attraenti per i giovani. Molti dei miei studenti dicono: io sono andato in Germania perché l'azienda è in mezzo ad un quartiere pieno di verde, dove ci sono dei locali con musica bellissima e dove la qualità della vita è elevata. C'è anche questo aspetto, cioè dobbiamo riconvertire il nostro sistema produttivo e i servizi in modo da creare un ambiente allettante. Il fatto che noi non abbiamo la fibra in molte parti della regione, un giovane oggi non va a abitare dove non ha un servizio, diciamo così, di accesso alla rete di altissimo livello, perché è una penalizzazione. Ecco, creare queste infrastrutture io credo che sia indispensabile per trattenere i nostri giovani. E poi vuol dire appunto lavorare, far dialogare diverse parti del territorio, perché facevo l'esempio della musica che ci porta nel tema del culturale, anche questo è un elemento che va sostenuto. Se voi parlate con un ragazzo universitario, questo tema, così come altri stimoli di tipo culturale, sono centrali nella sua scelta. Molti vanno a studiare in grandi città europee proprio perché al di là dello studio c'è tutta un'altra serie di cose che trovano e che devono trovare anche nel Veneto. Anzi, soprattutto nel Veneto. Mi
Sempre in termini di qualità della vita è importantissimo anche il discorso della mobilità sostenibile. Fra l'altro in questo periodo, diciamo, di quarantena ci siamo anche un po' sensibilizzati ulteriormente. So che uno dei temi che stanno più a cuore a lei, Lorenzoni, fra l'altro noi qui a Verona abbiamo la grana, fra virgolette, del filobus, che insomma filobus sì, filobus no, insomma sta tenendo, fra virgolette, la città in ostaggio da qualche tempo. Che cosa pensa si debba fare? Fra l'altro proprio a Padova avete una tranvia di superficie, direi, molto ben organizzata. Sì, questo è uno dei temi che può fare la qualità della vita. Noi abbiamo una linea tranviaria, stiamo mettendo a punto il progetto per la seconda linea, il progetto è praticamente pronto, partirà l'appalto per la realizzazione dei lavori a breve. Stiamo presentando la richiesta di finanziamento per una terza linea, perché io credo che una città vivibile oggi non è una città, diciamo così, coperta di automobili a combustibili fossili e quindi alimentate da motori a combustione interna. Questo vuol dire organizzare tutta una serie di servizi, però è veramente uno dei temi centrali. E anche qui bisogna fare sistema. Le faccio un esempio perché è una delle misure a bassissimo costo che può cambiare la qualità della vita delle persone. Il biglietto unico per i trasporti su scala regionale, in modo che uno studente padovano che viene a studiare a Verona possa usarlo per il trasporto pubblico locale di Padova, per il treno e poi per il trasporto pubblico locale di Verona, semplificandogli la vita, come succede in tantissime città europee, oggi noi non lo abbiamo. Perché? Ma perché non abbiamo fatto sistema, non abbiamo fatto dialogare l'impresa di Padova con l'impresa di Verona perché trovassero un sistema condiviso. È faticoso? Sì, certo, bisogna mettersi intorno a un tavolo e dire dobbiamo uscire oggi da questa riunione con il progetto condiviso. Però non è mai stato fatto. Ecco, da qua passa la qualità dei servizi che noi dobbiamo andare a dare e io credo che si debba lavorarci. Quindi la mobilità sostenibile è centrale e qui ci vuole anche un po' di audacia. Lei parlava del filobus, oggi c'è una dinamica tecnologica che è elevatissima. Io l'ho visto nei 3 anni che sono qui, un bus elettrico era partito che costava 650-700 mila euro, oggi costa circa la metà. Cambiano le prospettive, voglio dire, le opportunità. L'autonomia di un bus elettrico che 3 anni fa era di 100-120 km, se andava bene, oggi supera i 300. Allora io capisco che uno che lavora sul filobus dice ma caspita, ma se ho 300 km forse la linea me la posso gestire solo con le alimentazioni capolinea e quindi cambia la prospettiva della tecnologia da utilizzare. Il Comune di Milano ha deciso che non compra più mezzi a combustione interna. Giusto, sono d'accordo perché se vogliamo decarbonizzare al 2030 dobbiamo andare in quella direzione. Però poi abbiamo una serie di vincoli nel codice degli appalti, nelle modalità di acquisizione delle tecnologie che se non c'è una regia sopraordinata per i comuni, per le amministrazioni locali diventa difficilissimo. E di questo abbiamo bisogno, di una regione che dice metto qualche milione di euro a supporto delle scelte e integro magari i fondi europei che oggi ci danno una mano nell'acquisto dei mezzi, ma vi aiuto a fare questa transizione, questa svolta tecnologica in tempi rapidi. Io credo che la regione veramente ne trarrebbe un grandissimo beneficio. Ripeto, con dei costi che nell'ambito dei 12 miliardi di euro di budget annuo della nostra regione non è che spostino più di qualche frazione di %. Francesco. Ma io avevo un'ultima domanda, partendo appunto, tornando al discorso che Padova è un po' per il centro-sinistra, intendo, dal punto di vista del centro-sinistra, un'isola felice. Volevo capire in ottica regionale se lei dovesse appellarsi appunto agli elettori sul piano culturale o sentimentale, chiamiamola così, la differenza tra votare tra un governo di centrodestra e un governo di centrosinistra, cioè secondo me giustamente si parla ormai quasi sempre di cose pratiche, di temi, di pragmatismo, però la politica deve anche scaldare il cuore, no? Cioè, perché altrimenti andiamo ad amministrare i condomini, ecco, con tutto il rispetto per gli amministratori di condomini. E allora come mai un elettore veneto dovrebbe dire voto centro-sinistra, un'area progressista e non il centrodestra? Magari nel piccolo, facendo anche l'esempio di Padova,
in alternativa agli altri comuni amministrati in questo momento dal centrodestra. Ma sono, diciamo così, le differenze secondo me sono profonde. C'è un'attenzione alla persona che secondo me è diversa, un'attenzione più ampia all'ambiente. Io nelle politiche del centrodestra fatico a vedere un rispetto dell'ambiente, una priorità negli investimenti infrastrutturali legati alla gestione dell'ambiente, così come fatico a vedere una, diciamo così, attitudine a sposare le tematiche dell'innovazione. Stavamo parlando dei trasporti, veramente c'è una conservazione nel mondo del centrodestra in questi ambiti che io credo debba essere superata, guardando un po' al futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli. Lei si ricorda quando c'è stata l'acqua alta a Venezia, quel giorno il governo regionale ha votato contro una mozione per dichiarare l'emergenza climatica, e con una sceneggiatura che neanche il più, diciamo così, fantasioso dei cineasti si sarebbe immaginato, il giorno stesso il Consiglio regionale è andato sotto acqua. Ecco, questo per dire come c'è una sensibilità diversa alle tematiche dell'ambiente, alle tematiche dell'innovazione, ma anche alle tematiche della gestione dei servizi, che deve essere più vicina alle persone. A me veramente dispiace, indipendentemente dalle appartenenze politiche, però dispiace vedere come oggi i servizi, diciamo così, legati al sociale, penso alla disabilità, ma penso agli anziani, siano trattati come problemi da risolvere e non come temi centrali di una comunità che si prende cura di se stessa. Io credo che questa sensibilità sia propria di un mondo, diciamo così, che mi sento di rappresentare. Perché questo dobbiamo mettere al centro, queste fragilità della nostra comunità, che siano gli anziani, che siano i disabili, che siano comunque i bisogni che abbiamo, ciascuno di noi ha i suoi, ma questi devono essere al centro dell'azione politica e non altre cose legate alla gestione della cosa pubblica. Dobbiamo riportare al centro il nostro benessere, appunto, come dicevo, le nostre fragilità, per ispirare da lì la politica. Allora la gente sente la differenza. Io penso che a Padova un po' di differenza l'abbiano sentita, insomma, da quando amministriamo e da quando abbiamo cercato di dare ascolto a questi bisogni. Poi che le risposte siano adeguate o non siano adeguate, voglio dire, c'è sempre da migliorare. Però questa attenzione, questa priorità, io credo la si sia messa con forza. Anche per me, ultima domanda, ritorno alla presentazione del logo, ho appena parlato anche del terzo settore, la cultura l'ha accennata in più occasioni durante questa chiacchierata, si parlava di musica per i giovani prima, però parlando più in generale, insomma, fra l'altro noi qui a Verona abbiamo anche qui la Fondazione Arena che ha vissuto negli ultimi anni delle gravi difficoltà. Recentemente c'è stato anche l'accordo per il Teatro Stabile del Veneto che in qualche modo salva, almeno così è stato percepito, l'estate teatrale veronese. Ecco, si fa il sistema in qualche modo e si cerca di farlo, però qual è la sua idea sulla cultura veneta, tenendo conto che fra l'altro non può essere solo orientata al turismo, perché il turismo l'abbiamo visto, è una grandissima risorsa, abbiamo città meravigliose che vengono prese d'assalto dai turisti e che portano tanto benessere a tante persone, però indubbiamente la qualità della vita dei cittadini veneti non passa certo da lì. No, lei ha detto molto bene. Quando parliamo di cultura dobbiamo capire di cosa parliamo, se è cultura fruita o cultura prodotta. Per me è importante che la cultura sia soprattutto produzione culturale. Che vuol dire lavoro, che vuol dire pensiero, che vuol dire creazioni di reti sul territorio. E poi vuol dire anche, diciamo così, l'aspetto fruitivo e quindi l'aspetto legato al turismo, che è importantissimo per la nostra regione, prima regione turistica d'Italia, voglio dire, dobbiamo coltivarla con attenzione, ma dobbiamo partire da un'attenzione alla produzione culturale. Allora delle risorse vanno messe, penso alla musica, ma penso al teatro, penso al cinema, su cui abbiamo delle persone straordinarie che fanno dei lavori molto belli, ma che vanno sostenute e che vanno, diciamo così, legate al nostro territorio. Per cui ecco, penso soprattutto alla cultura come produzione e qui bisogna fare delle scelte. Se penso a Venezia, che è, diciamo così,
paradigma. Sì, il paradigma, ma anche il paradosso, per certi versi, no? Della cultura fruita e non più capace di produrre, con grandi numeri ma con poca attenzione alla qualità. Invece, secondo me, abbiamo delle caratteristiche nel nostro territorio che deve puntare alla qualità dell'offerta culturale e quindi avere il coraggio di produzioni ambiziose, ma che riescano a portare delle presenze di qualità. Devo dire che a Verona con l'Arena già avete, diciamo così, un vantaggio competitivo, però tutto il territorio deve essere valorizzato in una logica di mostre di un certo tipo. È inutile che noi andiamo a fare delle mostre che possono essere fatte a New York, ad Amsterdam o a Verona in egual misura. No, dobbiamo fare delle mostre che si possono fare solo a Verona, perché Verona ha delle caratteristiche storiche, culturali, che sono molto esclusive, così come Venezia, così come Vicenza, con il Palladio e così via. Cioè dobbiamo avere il coraggio di lavorare sulla qualità, perché non è lavorando sulla quantità, sui grandi numeri, che poi alla fine il sistema premia. Esempi ne abbiamo tantissimi, da come ha lavorato la Toscana, a come hanno lavorato alcune aree della Francia, a come alcune aree della Spagna. Noi dobbiamo lavorare più su quello, senza appiattirci su una cultura di grandi numeri, che secondo me è sintetizzata in quel logo, che a me non piace per niente, The Land of Venice. Il Veneto è molto di più di The Land of Venice, perché è the land of Venice, ma è the land of the Garda Lake, is the land of Dolomites and so on. Voglio dire, è una tale ricchezza che dobbiamo promuovere come grande ricchezza, e andare a dire a una persona che vive nelle Dolomiti e che promuove quel territorio dicendo che è the land of Venice, credo non abbiamo nemmeno rispetto di quella che è la storia, di quella che è la vita di quella persona. Penso che insomma anche a Verona essere trattati come the land of Venice insomma vada un po' stretta, ecco. Per cui dobbiamo avere la capacità di promuovere il territorio per quelle caratteristiche straordinarie e, ripeto, secondo me irripetibili, che ci sono e che ne fanno una ricchezza, una diversità straordinaria, che va conciliata in un sistema molto molto ricco. Benissimo, io ho visto che stanno arrivando dei commenti, gliene leggo qualcuno. Allora, in realtà avrei dovuto leggerli man mano, ma ci siamo presi dalla chiacchierata. Giumelli, il problema a mio avviso non è tanto che coloro che partono e che devono fare un'esperienza all'estero, imparare un'altra lingua, ma piuttosto fare in modo che coloro che intendono ritornare si permetta loro di farlo e di avvantaggiarsi delle esperienze acquisite. Questo parlando dei giovani che vanno all'estero. Riguardo alla cultura, Venezia è anche biennale, un complesso di proposte culturali di alto livello che però fatica a ricostruire rete in tutta la regione. Poi abbiamo i tagli alla sanità non solo in Veneto, il coronavirus ha messo prepotentemente in evidenza questo aspetto. Se lei diventasse governatore, cosa farebbe? Chiudiamo con questa domanda, visto che della sanità in effetti non abbiamo parlato, se non un breve accenno in precedenza, e direi che è comunque uno dei temi del momento, senza se e senza ma. No, assolutamente, la sanità tra l'altro è il centro, voglio dire, sono 9/12 del bilancio regionale, ma secondo me quello che è emerso fortemente è la necessità di investire non solo nei poli degli acuti, su cui abbiamo oggettivamente delle persone di livello straordinario, ma di investire anche sulla medicina del territorio, cioè dobbiamo muovere parte del budget dai poli per gli acuti, su cui si è concentrata la sanità regionale, tra l'altro anche con dei processi di privatizzazione che possiamo mettere in discussione. C'è stato un incremento del 20% dei posti letto nelle strutture private e una riduzione del 16% dei posti letto nelle strutture pubbliche, ma soprattutto andando a investire su quella che è la medicina del territorio. Io credo che la differenza tra Veneto e Lombardia sia stata proprio questa forte rete dei medici di base, che in Veneto è stata efficace e non lo è stata invece in Lombardia. Per cui io credo che vada potenziata la medicina del territorio, la presenza appunto di presidi che possano gestire tutta quella serie di bisogni legati alla salute che non sono diciamo così, l'episodio acuto, ma che sono la grande quantità di occasioni che abbiamo di beneficiare della nostra sanità. Francesco, se vuoi fare un'ultima considerazione? No, allora, niente di in particolare, diciamo che
Lorenzoni, insomma, chiaramente sarà una campagna elettorale che insomma, è stata chiaramente scombinata da questo problema, che comunque è un problema ovviamente mondiale del Covid. Volevo capire, secondo lei, se insomma, non si sa neanche ancora poi ufficialmente quando si voterà, probabilmente a settembre, insomma, il 20 settembre. Le chiedo se questo può avvantaggiare, svantaggiare chi rincorre, perché chiaramente insomma, è vero che i sondaggi forse adesso sono relativamente importanti a distanza di qualche mese, però lei si trova a fare una sfida quasi da corsara, no? A dover rincorrere. Questa incertezza sulle date, sui tempi, eccetera, questo bolla che ha creato anche a livello sociale il Covid, la può sfavorire, la può favorire, cioè come gestirà questa campagna anomala? Sì, beh, io credo che in qualche maniera chi insegue è sfavorito dal fatto che le persone in qualche maniera sono disinteressate rispetto ai temi della politica. Oggi ciascuno di noi deve organizzarsi con i figli piuttosto che con il lavoro, piuttosto che con la propria salute. Quindi questo in qualche modo ha tolto dall'agenda di ciascuno di noi la priorità delle elezioni. Per cui bisognerà fare un po' un coinvolgimento emotivo, empatico delle persone, facendo capire che è un'occasione per cambiare un po' la direzione della nostra regione e farlo con degli strumenti che possono essere potenzialmente diversi da quelli delle campagne elettorali tradizionali. E quindi noi ci sta lavorando sulla parte video, sulla parte di comunicazione di messaggi così che possano colpire l'attenzione delle persone, con l'auspicio che appunto avendo avanti 3 mesi per costruire una proposta, questa possa essere poi veicolata verso le persone in modo da poter essere compresa. Io sono fiducioso, perché voglio dire, quando parte poi il fuoco, la fiamma se prende, poi è molto rapida. L'auspicio è appunto che si possa fare questo in condizioni di relativa normalità, senza dover ritornare in un monopolio, diciamo così, legato alla nostra salute, che ovviamente renderebbe impossibile la messa a punto di una proposta. Grazie. Bene, siamo in chiusura. Noi ringraziamo Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza della Regione Veneto per il Veneto che vogliamo, una coalizione di centro-sinistra. Voleva aggiungere qualcosa? No, ho visto che magari stavo dimenticando qualcosa di importante. Grazie ad Arturo Lorenzoni, grazie per averci raccontato quella che è la sua idea del Veneto che sarà. Grazie anche a Francesco Barana e noi vi diamo appuntamento al prossimo, che sarà poi l'ultimo appuntamento di Succede alle 31. Lo faremo venerdì alle 18:30. Lo faremo con Stefano Raimondi e parleremo insieme a Fabiana Bussola le ragioni dell'arte. Per l'estate la serie di dirette di RALD finiranno con il neo direttore di Art Verona, la Fiera dell'Arte Contemporanea, che quest'anno raggiunge la 16ª edizione. Al centro l'impatto della crisi sul settore e tutta la voglia di rilancio che investe il mondo dell'arte italiana. Quindi appuntamento per venerdì alle 18:30 con l'ultimo appuntamento di Succede alle 31, alle 18:31 in realtà. Buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci su Eraldo.